Allora, benvenuti gentilissimi ospiti nella sede dell'associazione Il Calderone. Qualcuno di voi forse già che all'interno della programmazione dell'associazione esiste uno spazio, Sardus Time, che è dedicato principalmente a quello che accade a livello culturale in Sardegna, quindi libri, tutto quello che può accadere. E niente, praticamente volevamo invitarvi stasera a conoscere un nuovo punto di vista sull'abbigliamento tradizionale sulcitano. A questo proposito siamo felici di ospitare due giovani donne che hanno fatto della loro passione quasi un lavoro a tempo pieno, perché le assorbe praticamente tantissimo, e sono Virginia Garau, che è presidente dell'associazione culturale Antica Città di Perugia, e su Facebook tutti avrete sicuramente sentito nominare io sì la mitica Maestra Vannu, e quindi Manuela. Allora, devo dire che io sono rimasta sempre noi, un gruppo di lavoro Sardus Time che è composto da Gabriele Occhedu, da Eros che in questo momento, Eros Sua, che in questo momento si sta occupando della parte tecnica, e sotto la supervisione del nostro super presidente Francesco Corgiolu e tutta l'associazione. Voi ne siete la prova che siamo un'associazione viva e soprattutto capace di produrre bei momenti di convivialità. Fatevi un applauso, ve lo l'intervento che seguirà ci stupirà tantissimo, perché ci obbligherà a sviluppare dei pensieri laterali che fino ad oggi non ci avevano riguardato per vari motivi. Quindi non mi resta che augurarvi, aspetta che controllo cosa ho scritto, a volte non mi sia dimenticato qualcosa. Bene. Stavo dicendo buon lavoro e fateci strada in questo nuovo cammino, vi seguiremo interessate e con tanta voglia di divertirci. Quindi vi ringrazio di nuovo, perché poi non so se ci sarà tempo. Vi invito a seguire la programmazione dell'associazione Arci Il Calderone, perché grazie a Dio in noi c'è sempre cose vai, dal cinema al ballo, ai libri, chi più ne ha più ne metta. Fra un po' faremo anche i miracoli e apriremo un corso proprio ad arte per questo. Soprattutto il dono dell'ubiquità, ci sta lavorando il nostro presidente. Comunque, buon divertimento e soprattutto stupiteci, buon lavoro ragazze. Grazie mille. Mi sentite? Ok, perfetto. Buonasera a tutti. Io ovviamente ringrazio il Circolo Arci Il Calderone per l'invito. Per chi non mi conoscesse, io sono Manuela, faccio la sarta e mi occupo prevalentemente di ricostruzione di abiti tradizionali sulcitani. Capita anche di fare qualcosa di altre zone, non solo del Sulcis-Iglesiente. Vorrei oggi affrontare l'argomento proprio dal punto di vista di chi cuce gli abiti, perché solitamente si pensa che il sarto sia semplicemente la persona che se la cava con la macchina da cucire, deve realizzare gli abiti. In realtà quando si parla di abbigliamento storico non è proprio così. Ora, qua dietro vedete delle immagini che sicuramente non corrispondono al nostro abito tradizionale. Vi starete chiedendo cosa c'entra? Questa ragazza, di cui perdonatemi attualmente non ricordo il nome, è una sarta anche lei, e come vedete ho preso spunto dai suoi lavori perché lei è una rievocatrice, quindi quello che state vedendo sono degli abiti di moda europea di varie epoche storiche, e ho preso esempio da lei perché lei non è solo brava a cucire, indubbiamente è molto brava a cucire, però sicuramente
è anche una persona che ha affrontato una ricerca adeguata per poter poi ricostruire al meglio gli abiti che poi indossa. Quindi la ricerca è fondamentale per chi cuce, perché chi cuce deve conoscere i modelli, la vestibilità dell'abito indossa la persona, deve conoscere i materiali, deve conoscere tutta una serie di cose, per cui sì, la ricerca è fondamentale non solo per chi indossa l'abito, ma anche e soprattutto per chi lo cuce. Quindi iniziamo dalle fonti che solitamente ci servono per poter fare una buona ricerca. Solitamente la ricerca si basa su le foto, le stampe, i dipinti, tutto quello dove viene raffigurato l'abito che noi dovremmo ricostruire. Poi gli abiti originali, laddove siano arrivati ai nostri giorni, e le documentazioni scritte dove in qualsiasi modo venga descritto l'abito in questione. Nel caso nostro, quindi nel caso di chi ricostruisce abiti tradizionali, sono molto importanti anche le testimonianze dirette di chi ha indossato l'abito o ha semplicemente vissuto il periodo in cui l'abito veniva indossato. Queste fonti ovviamente hanno dei pro e dei contro, nel senso che, iniziamo dall'ultima che ho citato, le testimonianze di chi ha visto e indossato l'abito sono sicuramente preziose, prima di tutto perché intervistando le persone interessate noi possiamo fare domande, possiamo approfondire l'argomento con queste persone, però c'è un limite temporale, quindi ovviamente noi attualmente è possibile ancora in questa zona, per fortuna, intervistare persone che ancora indossano l'abito. Qua nel Sulcis Iglesiente comunque ci sono ancora donne che vestono in costume, però effettivamente anche una donna molto anziana cosa ci può raccontare adesso? Ci può raccontare quello che può aver visto dagli anni 30 in poi. Se poi torniamo ancora più indietro, ovviamente è impossibile trovare persone che ci possano raccontare determinate cose, quindi è una fonte sicuramente molto utile, molto importante, però c'è questo limite da considerare. Per quanto riguarda invece le foto, le stampe, dipinti, insomma dipende dal tipo di abito che dobbiamo ricostruire, queste fonti sono molto importanti perché, soprattutto per quanto riguarda le foto ad esempio, chi deve realizzare gli abiti può vedere la vestibilità che deve avere l'abito indossa la persona, quindi le proporzioni anche dell'abito. Per quanto riguarda noi, ad esempio, dalle foto è possibile osservare innanzitutto l'evoluzione che ha avuto l'abito nel tempo, quindi possiamo vedere come nel corso degli anni cambiano i modelli. Nel caso specifico dell'abito del Sulcis Iglesiente possiamo notare come cambia la forma e l'aderenza del giacchino, come cambia la gonna, cambia nel corso degli anni, diventa un po' più corta, viene sostenuta sempre da meno sottogonne. Possiamo vedere le proporzioni del grembiule, vediamo i materiali, vediamo come era indossato l'abito. L'unica cosa che non vediamo dalle foto sono i colori. Per quanto riguarda magari abiti di altre epoche storiche, chiaramente ci si può basare sui dipinti, miniature, affreschi, quello che si può trovare. Anche qui c'è un piccolo limite, nel senso che bisogna valutare che il pittore in questione non si sia preso delle licenze, quindi modificando colori, modificando proporzioni, volumi e via dicendo. In alcuni casi, ad esempio a me capita di leggere, io sono appassionata di abiti medievali, mi capita di leggere molto spesso che un problema che si presenta riguardo ai dipinti è che magari mancano alcuni dettagli, come ad esempio le linee di cucitura dell'abito. Per chi cuce questo è un piccolo limite da considerare. Per quanto riguarda invece gli abiti originali, che completano comunque la ricerca dal punto
mi stavo impappinando, scusate, completano le fotografie. Ovviamente gli abiti originali sono la fonte probabilmente più importante per chi cuce, perché dagli abiti originali noi possiamo rilevare i modelli, possiamo vedere le rifiniture, possiamo vedere i punti di ricamo, possiamo vedere tantissime cose che sono utilissime per la riproduzione dell'abito. Come stavo dicendo prima di incasinarmi un pochino, è molto utile completare questa fonte con le foto, perché quando noi ricostruiamo l'abito, ovviamente, togliendo il modello da un abito originale, solitamente gli abiti originali sono molto piccoli. Quindi osservare le foto ci permette di vedere come deve vestire questo abito. Quindi quando poi noi rileviamo un modello da un abito originale, possiamo capire come dobbiamo modificarlo in base alle misure della persona a cui stiamo realizzando l'abito. Le documentazioni scritte ovviamente sono utilissime anche queste, ma anche qua c'è un piccolo limite, e cioè che le documentazioni scritte restano scritte, quindi per quanto possano essere precise, se non sono completate da abiti o foto o qualsiasi altra cosa, molto spesso possiamo solo immaginare quello che vediamo descritto. Quindi a volte è un po' un azzardo provare a ricostruire qualcosa basandosi solo su qualcosa di scritto. Se gli scritti sono completati da abiti e immagini, ovviamente sono più che utili. Ora io vorrei fare un breve elenco di quello di cui effettivamente si deve tener conto quando si deve riprodurre un abito storico, e parlo di abito storico perché l'abito sulcitano o comunque il costume tradizionale è a tutti gli effetti un abito storico. Non vorrei essere troppo precisa, cioè dilungarmi troppo, perché effettivamente è un argomento che è affrontato in maniera precisa e un po' complesso, quindi farò un breve elenco di quello di cui si deve tener conto, appunto. Prima cosa, l'impossibilità di riprodurre tutto fedelmente. Per quale ragione? Non sempre si trovano i materiali, quindi a volte bisogna arrivare a dei compromessi, e questo lo spiegherò meglio più avanti quando vi descriverò gli abiti che vedete alla mia sinistra. Un'altra cosa da considerare è che noi abbiamo delle tecniche di cucito diverse da quelle che ci potevano essere 100-200 anni fa. Chiaramente ci dobbiamo adeguare, dobbiamo riprodurre le cose come le vediamo. È un po' difficile comunque a volte immedesimarsi in una sarta di 200 anni fa che aveva una tecnica completamente diversa, però diciamo che quando determinati errori, tra virgolette, sono dovuti al fatto che non si trova un materiale o che non si riesce a riprodurre un determinato ricamo, una determinata cosa, è accettabile. Non è accettabile quando qualcuno modifica volutamente determinate cose, quindi aggiunge qualcosa perché l'abito sembra troppo povero, toglie perché sembra troppo ricco o perché è troppo pesante. Diciamo che tra le due cose c'è una buona differenza. Partiamo col fatto che ovviamente un abito deve essere inserito nel suo contesto storico e geografico, perché questo ci permette di capire di cosa stiamo parlando. Quindi rimanendo nel tema del nostro abito tradizionale, facciamo finta che stiamo parlando di un abito della seconda metà dell'Ottocento per identificare il periodo storico a cui appartiene. In questo caso sarebbe opportuno anche conoscere la moda europea di quel periodo. Perché? Perché la moda europea influenzava fortemente i nostri abiti tradizionali. Conoscendo la moda europea possiamo conoscere i materiali che c'erano a disposizione in quel periodo, decorazioni. Noi sappiamo che nel nostro abito molte cose arrivavano da fuori Sardegna, i tessuti, alcune trine che venivano utilizzate per decorare l'abito,
in alcuni casi anche le scarpe, si parla spesso delle scarpe, molte persone rimangono stupite quando si parla di scarpe bianche, scarpe foderate, in realtà quando le calzature erano iniziate ad arrivare da fuori Sardegna, le donne le compravano, non si mettevano di certo il problema che non fossero adeguate all'abito oppure no, le compravano e se le mettevano, quindi considerare tutte queste cose, gli accessori tipici di quel periodo ci aiuta anche a capire magari la provenienza di determinate cose che fanno parte del nostro abito. Faccio un altro esempio: gli scialli di seta fanno parte del nostro abito, non erano confezionati in Sardegna, arrivavano già pronti da fuori. Quindi i veli di tulle inizialmente arrivavano già ricamati, poi hanno iniziato le donne a ricamarli in casa, però insomma tutte queste cose dovrebbero farci capire che non dovremmo limitarci a sapere quello che succedeva nel nostro paese, ma dovrebbe esserci una conoscenza un po' più ampia. Per quanto riguarda il contesto geografico, noi sappiamo che l'abito del Sulcis Iglesiente è praticamente identico in tutta la zona, però dobbiamo considerare che ci sono delle importanti differenze tra Sulcis e Iglesiente. Queste differenze bisogna conoscerle e rispettarle, e soprattutto bisogna considerare che anche se l'abito era uguale in tutta la zona, si potevano creare delle piccole mode interne ai paesi e anche queste vanno rispettate. Faccio un esempio che poi probabilmente spiegherà molto meglio Virginia dopo. Qua a Sant'Antioco si è trovato un numero abbastanza discreto di gipponi con la manica ricamata a mano. Io noto che ultimamente questi gipponi con la manica ricamata si stanno diffondendo un po' in tanti gruppi, e bisognerebbe capire se questa moda è dovuta al fatto che si è trovato qualcosa anche in quel determinato paese, o se come sempre l'idea è: lo facevano lì, sicuramente lo facevano anche da noi. Questo è sbagliato. Un'altra cosa da considerare per quanto riguarda il contesto geografico è la differenza che ci poteva essere tra un paese e una città. Sembra una stupidaggine, in realtà non è così. Il tessuto sociale che si trovava in una città era diverso da quello del paese, quindi anche le occasioni di festa o comunque la vita in generale tra città e paese era diversa. Una cosa importante da considerare è che in città c'era la presenza di una classe sociale che nei paesi solitamente o non c'era o era molto molto limitata, e cioè i borghesi e i nobili. In alcuni paesi è vero che si sono ritrovate ad esempio foto che testimoniano la presenza di persone borghesi che vestivano secondo la moda europea dell'epoca, però non è detto che ci fossero in tutti i paesi. In città sì, questo influenzava l'abbigliamento delle persone che vivevano in città. Non solo, in città sappiamo anche che comunque erano presenti dei negozi che rifornivano queste persone, cioè dove si vendevano tessuti, accessori vari, che magari nei paesi non c'erano. Questa è una differenza importante da considerare, perché la donna di un paese molto piccolo, per quanto potesse essere ricca, non aveva le possibilità di vedere e acquistare quello che invece aveva la possibilità di vedere e acquistare la donna di una città. Parlo di donne perché il nostro costume maschile lascia un po' poco spazio alla fantasia, è molto semplice, è sicuramente più vario quello femminile. Altre cose da considerare, ad esempio io ho parlato di negozi, quindi soldi da spendere. Bisogna considerare la differenza tra il ceto sociale di appartenenza e il potere d'acquisto. Facciamo un passo indietro, consideriamo anche il fatto che le persone prima erano divise in ceti sociali. I ceti sociali avevano modi diversi di vestire
e queste differenze erano rispettate. Quindi la differenza tra ceto sociale e potere d'acquisto significa certe cose, non comprava cose che erano considerate prerogativa di un ceto sociale più elevato. Avere i soldi non significava che potesse acquistare e indossare determinate cose. Potrei fare l'esempio della mantiglia nella nostra zona, o anche dello scialle di seta. Erano cose che erano considerate di ceto sociale elevato e le donne di ceto sociale inferiore, anche se potevano acquistarle, non le compravano, altrimenti venivano anche prese in giro, se lo facevano. Se avevano la faccia di comprarsele, di mettersele, venivano bullizzate. Quindi, altre cose di cui tenere conto. Gli abiti non si differenziavano solo in base al ceto sociale di appartenenza, ma anche all'età della persona, il gusto personale sicuramente, lo stato sociale, quindi una donna nubile vestiva in un modo, una donna sposata vestiva in un altro modo, l'occasione d'uso, quindi le differenze da rispettare tra abito giornaliero e abito festivo. Questo per me, almeno quando devo cucire un abito, per me è importante. Io di solito chiedo sempre che tipo di abito devo fare. La risposta quasi sempre è il vestito nostro. Ok? In realtà, qua nel Sulcis il modello è sempre uguale, però cambiano i materiali utilizzati, cambiano diverse cose e chi cuce lo deve sapere. Io devo sapere che tipo di abito sto realizzando, però insomma devo anche conoscere queste differenze per poi poterle applicare. Altre cose, io lo so che sto facendo un elenco come nell'enciclopedia, però se approfondisco molto non la finiamo mai. Una cosa molto importante che mi sa che non sento mai menzionare sono i canoni di bellezza del periodo che comunque influenzavano l'abito. Nel senso che l'abito in generale, non solo qui da noi, non doveva solo vestire la persona e identificare la persona che avevamo di fronte, ma doveva anche modellare il corpo in base a quelli che erano i canoni di bellezza dell'epoca. Pensiamo ai bustini, i corsetti femminili, che avevano la funzione sia di dare alla donna la forma, insomma, classica, con la vita stretta e i fianchi larghi. I fianchi larghi venivano gonfiati, diciamo, i fianchi venivano imbottiti con strutture sottostanti, sottogonne, per enfatizzare questa differenza tra la vita sottile e il fianco più prosperoso. Pensiamo magari, tornando poi indietro nel tempo, ai corsetti magari settecenteschi che appiattivano completamente il seno della donna perché la moda richiedeva questo. Sono scomodissimi, sicuramente non era comodo utilizzarli tutti i giorni, cambiavano completamente la figura della persona perché abbinati ad esempio alle strutture per le gonne del periodo davano una figura che aveva di profilo, era completamente piatta, vista di fronte, cioè il volume delle gonne si sviluppava lateralmente. Era una cosa completamente innaturale, però la moda era quella e le donne vestivano così. Quindi non ci dobbiamo stupire se nel nostro abito sono presenti molte sottogonne oppure magari dei corsetti che stringevano il busto o, come potete vedere qua, dei copricapi che chi li ha usati lo sa, sono scomodi, sono ingombranti. Queste cose sono assolutamente da considerare assieme al concetto di comodità che per noi è molto importante e anticamente era pressoché inesistente. Nel senso che noi adesso siamo abituati che se vogliamo stare comodi ci mettiamo in pigiama, le ciabatte e siamo a posto così. Prima non era proprio così, a parte che non erano a disposizione i tessuti elasticizzati di adesso. Noi adesso, io se voglio posso uscire con la gonna, con i pantaloni indifferentemente, nessuno mi dirà nulla,
e se mi diranno qualcosa potrò tranquillamente fregarmene. Prima non era proprio così, certe cose si rispettavano. Il discorso della comodità dell'abito non è solo il fatto che comunque non potevano essere confezionati con tessuti elasticizzati e via dicendo, ma anche il fatto che un abito prima più era ingombrante, più si poteva... l'abito scomodo e ingombrante era tipico di persone molto ricche o di eventi particolari. Quell'abito comunicava che in quel momento io non devo fare nulla, mi stanno anche vestendo, non devo fare nessun movimento, non sto lavorando. Ci dobbiamo anche immedesimare in una persona di 100, 200, 300 anni fa che ha bisogno di comunicare queste cose, ok? Io spero di spiegarmi bene. Nella mia testa mi sto spiegando bene, ma spero che mi stiate capendo anche voi. Immaginatevi 100-200 anni fa, qua nella nostra zona, una donna che magari tutti i giorni doveva lavorare, non lo so, svolgere le sue faccende domestiche, quello che si faceva solitamente in una casa, il giorno del matrimonio non doveva fare nulla di tutto ciò. Quindi un abito scomodo e pesante, se poteva, lo indossava volentieri. E che magari una donna che lavorava non aveva la possibilità di farsi chissà quale abito, però la donna ricca che aveva un sacco di soldi si presentava con tantissime sottogonne, con un gippone che non le permetteva di piegare le braccia e con un copricapo che non le permetteva di girare la testa da una parte all'altra, e questo lo sappiamo perché li abbiamo usati. Sappiamo che è proprio così. Quello indicava che era una giornata importante, stava comunicando al popolo la sua ricchezza, perché probabilmente quell'abito sarà stato confezionato con tessuti pregiati, completo del corredo di gioielli, e in più non doveva fare nulla se non camminare da casa alla chiesa e viceversa. Quindi non era necessario che quell'abito le permettesse qualche altro movimento. Spero che questo faccia riflettere un po' sulle lamentele che a volte ci sono sulle sottogonne e sui giacchini aderenti. Io personalmente mi rifiuto di fare giacchini larghi, sono scomodi, pazienza, erano così, ce li mettiamo così anche oggi. Altre cose di cui tenere conto sono ad esempio una cosa a cui tengo particolarmente, perché sì, i colori. I colori non erano scelti a caso prima. I colori cambiavano anche in base alle mode del periodo, però se noi parliamo in maniera specifica del nostro abito tradizionale, ci sono delle piccole regole da rispettare per quanto riguarda i colori, ovvero in linea di massima che i colori più chiari erano per le ragazze più giovani, mentre per le donne più grandi si preferivano i colori scuri. Per l'abito giornaliero si sceglievano dei colori un po' smorti che reggevano lo sporco, tra virgolette. I colori più accesi erano riservati all'abito festivo. Quindi anche questo dettaglio sarebbe da considerare. Non si può usare ogni colore per ogni abito. Quindi diciamo che tutte queste cose so che sono tante, ma perlomeno chi cuce l'abito dovrebbe conoscerle, dovrebbe essere anche in grado di consigliare una persona che magari ha anche tutto il diritto di non sapere queste cose. Poi, per quanto riguarda il modo in cui verrà indossato l'abito, pazienza, noi non possiamo intervenire una volta che l'abito è fuori dal nostro laboratorio, però ricordiamoci sempre che un abito ben fatto magari può essere indossato bene, indossato male, però si può rimediare. Un abito fatto male resta un abito fatto male e c'è poco da fare, anche se si prova a indossarlo bene restano comunque delle problematiche che non si possono togliere. Ora io vorrei descrivervi brevemente gli abiti che vedete qua esposti. Possiamo accendere? Sì. Partiamo dai due manichini con la mantiglia.
Il manichino al centro ha un abito completamente originale, orientativamente dei primi del Novecento. A fianco vedete quella che è la mia riproduzione. In particolare la riproduzione in questo caso riguarda il giacchino. Sicuramente noterete che il tessuto è diverso, poi magari chi non li ha ancora visti dopo si può avvicinare. Il tessuto utilizzato è diverso, però, come ho detto prima, il materiale identico non è stato possibile trovarlo, quindi abbiamo deciso di utilizzare una seta che comunque rispettasse le linee generali dell'originale, quindi il colore nei toni del marrone, e la passamaneria è stata riprodotta, ricamata a mano, copiata da quella originale, cercando di utilizzare dei colori che fossero il più simile possibile al giacchino originale. Noterete che l'abito originale è intero, quindi il giacchino e la gonna sono realizzati con lo stesso tessuto, mentre la riproduzione ha una gonna diversa. Questo è perché la persona che ha richiesto la riproduzione di questo giacchino ha deciso di utilizzare un abito spezzato. Noi sappiamo che ai primi del Novecento l'abito poteva essere in entrambe le versioni, quindi è stato possibile fare questa modifica. Per il resto, ovviamente, vedete che la mantiglia è stata riprodotta sempre con una seta celeste e color avorio. Sono rispettati i volumi delle gonne, se vedete le foto dietro di me, qua sono raffigurate 2 donne di Iglesias nella seconda metà dell'Ottocento, e vedete come i volumi delle gonne siano abbastanza importanti. Questo significa che sotto la gonna ci sono numerose sottogonne. Però ho deciso di farvi vedere queste foto proprio per farvi vedere che l'abito è stato riprodotto, indossato come effettivamente era, quindi con il nodo al velo di tulle, la mantiglia, insomma, di dimensioni abbastanza importanti, visto che in quel periodo era di dimensioni grandi. Poi anche questo lo spiegherai tu, ovviamente, l'evoluzione della mantiglia. E con questo grembiule che sembra molto semplice, è a pannello, però realizzato con tessuti solitamente molto, molto pregiati. Per quanto riguarda invece il manichino a sinistra con il fazzoletto grande, la riproduzione riguarda il giacchino e il grembiule. Anche qua, ovviamente, soprattutto per quanto riguarda il grembiule, qua vedete 2 foto, la coppia proveniente da Nugis, se non ricordo male, dove la ragazza indossa il grembiule che vedete indossato nel manichino, mentre qua nella sedia di fronte al manichino è esposto l'originale. Questo grembiule era molto utilizzato nella nostra zona, ma fino a quando non è spuntato fuori un originale è stato difficile riprodurlo in maniera corretta. Quindi qua c'è stato appunto l'insieme tra le foto e l'originale. Io ho semplicemente allungato il grembiule perché l'originale è molto corto per adeguarlo alle mie misure. Non sono una stangona, ma l'originale è veramente molto piccolo. Vedere l'originale mi ha permesso di vedere come è realizzato e quindi mi ha permesso di riprodurlo nella maniera più fedele possibile. Ovviamente i materiali sono diversi, però mi sono impegnata per trovare quello che poteva essere più simile al capo antico. Mentre per quanto riguarda i gipponi, nella foto qua dietro vedete una donna di giba nei primi del Novecento. Noterete che il giacchino ha delle applicazioni floreali che sono state riprodotte e applicate nella mia riproduzione, e a fianco c'è anche un gippone originale di gonnesa, sempre dei primi del Novecento, che riporta quel tipo di applicazione. Questa piccola esposizione io l'ho voluta fare proprio per far vedere che è possibile fare delle copie fedeli, anche se ci possono essere delle piccole modifiche dovute, come ho detto prima, alla mancanza di materiali
e via dicendo, però conoscendo bene l'argomento e cercando di rispettare quello che era l'abito anticamente, è possibile sia riprodurre abiti attendibili sia indossarli nella maniera corretta, anche se è scomodo, anche se è pesante, però l'abito non ci deve piacere. L'abito com'era dobbiamo rappresentarlo e quindi è possibile. Ecco, mi stavo incartando di nuovo, scusatemi. Ora io ho finito, spero di non avervi incartato e annoiato troppo. Passo la parola a Virginia che approfondirà un pochino meglio l'argomento che ho iniziato io. Grazie a tutti. Volevo dire che gli abiti originali fanno parte della collezione di Oscar Sanna e lo dico perché sennò si offende. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio il Circolo, il Calderone per avermi invitato a questa serata e comunque lo ringrazio anche perché organizza sempre eventi di cultura e di importanza che a Sant'Antioco sono fondamentali secondo me. Ringrazio anche Emanuela che ci ha introdotto questo discorso che sarà la base di ciò che andrò a raccontare io. Faccio una piccola presentazione, io sono Virginia, sono il presidente dell'Associazione Culturale Antica Città di Solchi di Sant'Antioco e sono anche sarda e quindi sono anche allieva di Manuela, mio malgrado, scherzando, e quindi faccio interamente mio tutto quello che ha detto, quindi tutto quello che lei ci ha già anticipato sarà parte integrante del discorso che andrò a dire adesso. Io inizio la mia esperienza nel mondo del folklore da quando sono piccola, da quando 2 anni i miei genitori mi hanno sempre vestito, quindi partecipo attivamente a tutte le processioni, in tracca, a piedi o comunque come ho potuto, e all'età di 10-11 anni inizio a far parte del gruppo del paese. Quindi nei gruppi folcloristici chiaramente sappiamo che ci sono le uscite, si va fuori, si conoscono tante persone e si conoscono realtà diverse soprattutto. Io ho iniziato questo mio percorso grazie a una foto che ho sempre visto a casa mia, anzi a casa di mia nonna. Questa foto qua questa foto qua è stata scattata nel 1915-1920, ritrae un gruppo di ricamo in cui c'è mia bisnonna Caterina Massa, che vedete alla sinistra della foto, a metà. La prima cosa che io noto di questa foto è la moltitudine di fazzoletti a quadri, che tutti dimenticano, nessuno ricorda più, nessuno usa più, e quindi mi chiedo perché c'è nelle foto e noi non li troviamo più questi fazzoletti, non li vediamo, cosa che riscontro invece nei gruppi con cui collaboriamo e con cui sfidiamo. Quindi inizia questo lavoro di condivisione, ci sono anche altre persone coinvolte di Sant'Antioco che fanno parte e partecipano con altri gruppi della zona, e nel 2016 fondiamo appunto questa associazione, il cui scopo è quello di riportare in auge, di ricercare e di riprodurre alcune fogge che sono state dimenticate. Allora, come e dove andiamo a cercare delle notizie che sono fondamentali appunto per la riproposizione di alcuni abiti? Come ci ha già detto Manuela, ma è meglio comunque ribadire, il primo posto che noi siamo andati a frugare è stato il cimitero. Può sembrare un po' macabro sicuramente, però il cimitero ci mostra tante fotografie di persone che chiaramente non ci sono più da almeno 100 anni, perché troviamo comunque persone nate nel 1850 e decedute all'inizio del Novecento, e quindi non abbiamo più sicuramente
quasi né parenti in vita o comunque persone che potessero ricordarli. Infatti scopriamo tantissime cose non conosciute, non ricordate soprattutto anche dalle persone anziane. Poi iniziamo a spulciare tantissime cose e fortunatamente a Sant'Antioco abbiamo ancora tantissime donne in costume. Adesso ne abbiamo 3 o 4 penso. Però comunque abbiamo sempre avuto tantissime donne e chi meglio di loro potevano descriverci effettivamente com'era il costume, come va portato, come si è evoluto, e ci hanno raccontato anche come le loro nonne, le loro madri hanno portato il costume. Ok, adesso facciamo un piccolo viaggio dell'abito sia sulla donna che sull'uomo, e quindi vediamo tutto il suo percorso da quando sono piccoli a quando sono comunque grandi. Ok, in questa foto vediamo 2 madri con le figlie in 2 epoche diverse. Ci sono circa 15-20 anni di differenza e lo notiamo comunque dall'abito che indossa la signora. Vediamo però che l'abito della bambina è pressoché lo stesso. Notiamo la presenza delle scarpette nella foto di sinistra, il che ci fa capire che sicuramente era una famiglia benestante. Mai a manchi di sugro con conca, perché quello era fondamentale a completare il look. Esatto. E non abbiamo differenze tra il maschietto e la femminuccia, quindi gli abiti erano comunque quelli, le vestine erano praticamente uguali sia per bambino che per bambina. Vediamo anche qua che l'abbigliamento è sempre lo stesso, quindi i bambini sono più grandi sicuramente rispetto alla foto precedente, però le vestine sono le stesse. Tra l'altro nella foto di sinistra vediamo che il bambino e la bambina hanno praticamente lo stesso vestito, è quasi identico, non cambia granché. Invece nella foto di destra abbiamo i bambini vestiti alla marinaretta, diciamo. Ok. Quando crescono le bambine, quindi intorno ai 6-8 anni, iniziano ad indossare l'abbigliamento tradizionale vero e proprio, quindi quello identificativo del nostro paese. La cosa che qua ci salta più all'occhio è che comunque le bambine sono tutte senza una cuffia, hanno tutte il capo libero. Notiamo sicuramente che la conciatura è pressoché la stessa con tutte le bambine, a parte quelle che stanno sotto e sono vestite in maniera borghese, insomma. Però ci fa capire quanto fosse diffusa e importante questa conciatura. A me alcune anziane mi hanno detto che si diceva liai savonca, quindi suddividere i capelli in 2 con una riga centrale o laterale, si facevano 2 trecce che venivano legate con 2 nastri e poi venivano portate sulla sommità del capo e poi i nastri venivano passati dietro la nuca e fatto un bel fiocchetto, insomma. E questo se lo ricorda anche una nostra parente di mia bisnonna, ricordava che avesse sempre questo fiocchettino comunque sul capo. Notiamo però che anche alcune bambine hanno la cuffia. Allora, qui a Sant'Antioco c'è da dire che sono state ritrovate delle cuffie in cotone, quasi una... non sono state ritrovate ovunque quelle rosse, giusto? Ok, e questo ci fa pensare che, non potendo capire chiaramente se fossero in seta o di cotone, noi pensiamo che siano in cotone perché la cuffia era un capo comunque molto prezioso e ci sembra quasi improbabile che una bambina, qui erano comunque già ragazzine, sicuramente potessero indossare dei copricapi così preziosi. Qui iniziamo a vedere l'utilizzo anche del velo bianco. Allora, la bambina iniziava ad utilizzare il velo bianco
quando effettivamente diventava signorina, quindi quando era pronta a cercare un fidanzato, un marito. Lo utilizza fino a quando si sposa. Era solitamente in tulle o in mussola. Ok, e non era l'unico copricapo che le bambine utilizzavano. Sicuramente era dedicato agli eventi un po' più importanti, quindi qui e anche nell'altra foto precedente era una foto della scolaresca, quindi si presuppone che utilizzassero dei vestiti comunque eleganti, perché era una foto ricordo. Ma ritroviamo l'utilizzo del velo bianco anche durante questo funerale. Il funerale di un ragazzo di 22 anni, morto per tifo, ed era un campione di tiro a segno. Quindi questa dovrebbe essere via Regina Margherita, si vede il campanile della basilica, e dovrebbe essere stata scattata da Monte Granatico. Ok, il velo quindi veniva utilizzato fino al giorno del matrimonio, giorno in cui veniva sovrapposto un altro copricapo. Quasi la maggior parte delle volte veniva sovrapposto un copricapo. Abbiamo comunque in base al periodo anche l'utilizzo del velo bianco e basta per sposarsi. E a Sant'Antioco ritroviamo l'uso del nodo al velo così come lo ritroviamo nell'Iglesiente e a Porto Scuso. Qui troviamo una foto di Alinari nel primo ventennio del Novecento, foto che conosciamo sicuramente tutti perché ritrae Iostobiggio. Non ho certezza di chi sia la signora a fianco a lui, quindi se voi mi sapete dare delle notizie sono ben contenta di sentirlo, esatto. Su Vanicciu risulta finora il copricapo più utilizzato e più antico per il matrimonio, perlomeno a Sant'Antioco, ma penso che comunque anche in tutta la zona del Sulcis Iglesiente sia così. Noi abbiamo trovato abiti che sono stati utilizzati a Panniccia e Goroi già dal 1880, anno dopo, non sappiamo bene l'anno esatto, però dovrebbe essere quello. Possiamo spostarci forse fino dal 1875, ma non abbiamo una data esatta. Sono stati ritrovati parecchi esemplari in erbacee fine oppure in panno pregiato, ma questo era riservato più alle famiglie ricche. E possiamo pensare che in questa foto effettivamente l'abito fosse di una persona benestante, perché troviamo comunque tutto in seta, anche i gipponi potrebbe sembrare in velluto, tant'è che tutti i gipponi che abbiamo ritrovato che facevano parte di un abito a pannicciu erano solitamente in velluto di seta con passamanierie metalliche. Quindi qua vediamo una versione elegante del Suanice Goroi, ma troviamo anche in questa foto di Thomas Ashby del 1906 una versione un pochettino più semplice. Questa è stata scattata sempre in Piazza De Gasperi, quindi salendo verso la basilica, e notiamo al centro della foto queste due donne che si stanno quasi coprendo il volto, sicuramente perché avevano visto il fotografo e quindi cercavano di nascondersi il più possibile. Però a vedere la posa e la struttura del costume non ci fa pensare a un abito particolarmente elegante, perché sembra quasi che non ci sia neanche il velo bianco sotto il pannicciu. Ci sembra comunque quasi un manto, una copertina, insomma, e anche le gonne non sembrano particolarmente ricche ed eleganti. Come altro copricapo utilizzato in quel periodo troviamo lo scialle di seta. Ne abbiamo trovato diversi, di varie grandezze, di vari colori e di varie... come possiamo chiamarle? Sì, varie mattasa, ecco, forse il termine è un po' più adatto. Quindi questo ci fa capire che non erano sicuramente tutti uguali e ogni donna
poteva reperire da posti diversi, magari anche ereditarie, e quindi ogni donna non seguiva una moda generale, ma si creava la propria moda. Quindi torniamo un po' al discorso che ci ha fatto Manuela qualche attimo fa. Come altra tipologia di scialle ritroviamo anche gli scialli ricamati, che compariranno comunque intorno agli inizi del Novecento e di cui purtroppo abbiamo trovato pochissime testimonianze, perché nel periodo della guerra quasi tutti hanno disfatto gli scialli per poter recuperare il filo. Quindi purtroppo non è rimasto tantissimo. Ce ne sono alcuni, infatti si vede solo l'imbottitura, insomma, quindi il filo buono è andato perduto. Altro copricapo molto importante e molto in uso, e lo vediamo anche in questa foto, la ragazza, la donna, non sappiamo esattamente, a destra. Riesci a puntare? Ok. Indossa un omukare mannu, copricapo più diffuso anche nelle famiglie. C'erano famiglie che ne possedevano anche 10, famiglie che ne possedevano solo uno, chiaramente utilizzavano quello per tutta la settimana, cercavano di preservarlo magari durante i lavori e lo tenevano un po' più pulito e integro per andare poi in chiesa, mentre chi ne aveva 8 10 aveva quello per tutti i giorni, che poi cambiava sicuramente, aveva quello per la domenica, aveva quello per le processioni, e avevano anche varie tipologie di fantasie, e anche quelle cambiano comunque in base al periodo e in base all'abito e alla foggia. Anche di questo abito, quindi anche con questo copricapo, venivano abbinate 2 tipologie di abito. Anche qua ritroviamo sempre lo stesso copricapo su un caremanno in versione elegante. Vediamo comunque che la donna sulla destra ha un grembiule col pizzo. Questo penso che sia sempre lo stesso giorno dell'altra foto, perché è sempre lo stesso anno, il fotografo è sempre il medesimo, quindi ci fa pensare che sia stata scattata a pochi attimi di distanza. Vediamo anche ancora altre 2 foto di donne a omukare mannu e notiamo l'uso del nodo, oltre che al velo bianco, vediamo che anche su omukare mannu veniva annodato. Ok, altra versione altro modo di indossare su omukare mannu era sicuramente per l'abito quotidiano. Qui vediamo una foto delle grotte, quindi dei Gruttayasa, una foto di Alinari. Non tutte indossano su omukare mannu, c'è da dire, perché vediamo comunque c'è qualche donna dietro che sicuramente ce l'ha. Queste. Esatto. E notiamo anche che l'abbigliamento ci sembra un po' diverso da quello che noi possiamo identificare come abito giornaliero. Quindi la donna con la bimba in basso, vediamo che non ha un gipponi, la signora non ha un gipponi, mentre la bimba ha la gonna al contrario. Vedete che comunque non ha una manica stretta, si vede che è solo una camicia, a cui veniva sovrapposto un omukare chugu, quindi un fazzoletto di cotone, e questo sicuramente lo facevano per preservare su gipponi durante i lavori domestici, sì, per essere anche più comode. Ovviamente non uscivano di casa senza quegli indumenti, perché era molto rischioso, penso che neanche avessero proprio il buon senso di non uscire, esatto, neanche il coraggio. Ok, qua si vede bene invece il dettaglio della gonna al contrario.
Anche questa abitudine comunque era volta a preservare il costume per poter poi uscire con una gonna meno sporca e meno usurata possibile. L'altra foto invece a destra è sempre una foto di Arinari. Vediamo quanto il tessuto a quadri fosse presente nel nostro costume, sia in ambito giornaliero, poi comunque anche in ambito festivo veniva utilizzato. E lo stesso Munkaro in Mannu lo troviamo anche nella versione da lutto. Questa signora dovrebbe essere, ora non so se mi ricordo esattamente, ma dovrebbe essere la bisnonna o la nonna di Don Lino, quindi il parroco della chiesa di Bonaria. Anche qua, come negli altri abiti che abbiamo visto, la struttura del costume è lo stesso, però è completamente tutto nero, chiaramente. Solitamente tingevano tutti gli abiti, tutti i pezzi dell'abito, compreso su Munkaro in Mannu. Sappiamo che ci sono diversi anni di lutto destinati a ogni persona che veniva a mancare, quindi sappiamo che per il padre o per i parenti più stretti c'erano almeno 2 anni di lutto. Per i parenti un po' più lontani o tipo per le zie, per una cugina, poteva essere 6 mesi. E l'abbigliamento non era solo nero, ma poteva essere anche o con un fazzolettino bianco però con la riga nera, quindi al posto di un fazzoletto nero in testa potevamo mettere un fazzoletto bianco con la riga nera, o comunque di indumenti che rimandassero sia al lutto ma non era completamente nero. Abbiamo anche il mezzo lutto, quindi utilizzato anche per fare le visite ai defunti, ai vicini di casa, ai parenti, ed è costituito però da un abito completamente marrone. L'ultimo abito, l'ultimo abito di cui vi voglio parlare della donna, che secondo me è quello che più conosciamo, è la mantiglia. Qui vediamo 3 versioni di mantiglia in 3 epoche diverse. La prima a sinistra è dell'inizio del 1900, la seconda degli anni 50, mentre la terza è degli anni 80, 70-80, penso 75 circa. Qui notiamo quindi l'evoluzione della mantiglia. La prima foto, le differenze che vediamo, anzi quali sono? Sono sicuramente il nodo al vero, che è un'usanza che sparisce negli anni 20 circa, anche se a Sant'Antioco comunque continuano a coesistere le versioni. Penso anche per un fattore di immigrazione, quindi tante persone erano venute qui a Sant'Antioco ed era coesistita l'usanza sia del velo annodato sia del velo sciolto. Notiamo sicuramente il grembiule, che è diverso, più lungo, più ampio nel 1900, inizio del 1900, mentre più corto, più stretto e in tessuti differenti a metà 900. Cambia il colore della mantiglia, perché quelle più antiche che abbiamo trovato qua sono comunque di un azzurro chiaro, così come vediamo nel manichino di Manuela, mentre nei periodi più moderni vengono utilizzate in blu elettrico, blu notte, comunque colori molto più accesi o più scuri, insomma, meno tenui. Esatto. Sì, esatto. Notiamo anche il cambiamento del fazzoletto da collo. In epoche antiche era praticamente vietato poter utilizzare dei fazzoletti, quindi munkaroise chugu, quindi senza frange, per gli abiti festivi, tranne per il velo bianco e per il fazzoletto grande. Mentre vediamo che poi dalla fine della prima guerra mondiale comunque sono molto più in uso i fazzoletti, che ora ritroviamo magari delle nonne, delle madri bianchi,
o comunque con colori molto tenui, giallini, verdolini, però sempre dipinti o ricamati in taglio. Un'altra cosa fondamentale è la lunghezza della gonna. Nella prima foto non vediamo assolutamente la scarpa. Diciamo che Sant'Antioco e anche tutto il Sulcis a Sant'Antioco e in tutto il Sulcis era d'obbligo avere comunque una gonna di scarpa. Vediamo anche che qua non si nota tantissimo, però nelle due foto più moderne l'abito è stato costruito con lo stesso tessuto, cosa che troviamo sicuramente anche fine 800, inizio 900, però erano molto più diffusi gli abiti spezzati, quindi con un gippone di un tessuto e la gonna di un altro tessuto, piuttosto che gli abiti interi. L'abbinamento secondo me più diffuso e più conosciuto è il gippone viola o rosso in velluto di seta e la gonna verde. Quello è quello che è rimasto di più e che abbiamo ritrovato di più poi negli abiti antichi. Sì, è vero, anche color rame. Esatto. Notiamo anche che il copricapo viene indossato diversamente. Quindi se notiamo nella prima foto a sinistra della mantiglia antica ha una punta spropositata, mentre nella terza foto vediamo che è praticamente piatta. Questo perché? Perché cambia il modo di acconciare i capelli, che diciamo questa acconciatura è comunque fondamentale per sostenere e dare una forma a quello che è poi il copricapo, che sia semplice o che sia elegante. Il costume poi viene comunque completato dai gioielli. Abbiamo ritrovato tante tipologie di gioielli, qua possiamo vedere 3 tipologie di orecchini differenti. Quindi nella prima troviamo il Sarekasa Frocco, che troviamo anche poi in tante altre foto. Nella seconda abbiamo il Sarricedasa, che sono gli orecchini piccolini, mentre nella terza troviamo il Sarekasa Lillu, se non sbaglio. Sì. Troviamo anche 3 tipologie differenti di gioielli dipendenti che sono al collo. Nella prima abbiamo una collana di granati che viene rigirata 3 volte, se non erro, attorno al collo, con un pendente borbonico, perché anche qua dobbiamo dire che come tutte le parti del costume, anche i gioielli erano quasi sempre importati da fuori, comunque da fuori Sardegna. Erano molto diffusi i gioielli borbonici, quindi gioielli in lamina, e anche la filigrana dobbiamo dire che non è una nostra prerogativa, quindi non è un'esclusiva solo sarda. Nella seconda foto troviamo invece anche qua un pendente al collo con il vellutino nero e troviamo su Gettau, collana in oro e granati o vetri, che potevano arrivare ad avere anche 4 metri di lunghezza e veniva rigirato attorno al collo e chiaramente veniva indossato solo dalle donne più ricche. Nella seconda foto possiamo quasi pensare che i gioielli siano stati invertiti. Ci sembra comunque strano che una gioia sia al petto anziché essere al collo. Però queste foto ci fanno capire appunto che non c'era una regola fissa, ma che ognuna seguiva un po' il proprio gusto personale. Nella terza foto invece, che è leggermente più moderna, troviamo un pendente borbonico e non è più legato al collo con un velluto, ma con una collanina in oro. Se vedete nella terza foto, quindi nella foto a destra, troviamo anche i Sarekasa Paglia, che sono praticamente gli orecchini che usano nel Campidano di Cagliari. Sì, esatto. Però qua sono stati ritrovati molto più piccoli e anziché avere la madreperla come troviamo nel Campidano, le troviamo con le passe vitree, quindi in granato oppure in vetri verdi.
Nella terza foto sempre troviamo al collo, oltre al velluto e al pendente, una cannacca. Abbiamo ritrovato fotografie in cui ci sono donne che hanno 3 cannacche strette al collo più un ghetto completo. Non possiamo produrre le foto purtroppo, speriamo di poterlo fare però il prima possibile. Vediamo anche che comunque i gioielli non erano l'unica cosa che andava a completare ed abbellire il costume. Notiamo nella prima e nella terza foto dei ventagli, mentre nella seconda foto troviamo il fazzolettino ricamato. Chiaramente non c'era una regola, non era un obbligo dover utilizzare queste cose, ma era più un vezzo e un vezzo personale. Sì. Chiaramente non tutte potevano permettersi dei ventagli, quindi sicuramente le signore che lo hanno in foto sono persone abbastanza benestanti. Altra curiosità che vediamo in questa foto sono i gipponi ricamati, che troviamo in 2 foto, nella prima e nella terza, che è stato un ritrovamento molto, molto diffuso qui a Sant'Antioco. Se non erro abbiamo trovato circa 15 gipponi ricamati, sia dalle foto antiche sia dai capi originali, e sono tutti completamente diversi. Cambia sicuramente il periodo di nascita di questi gipponi, quindi non tutti sono dello stesso periodo. Sicuramente questo, ma non c'è più Pinella, Pinella? Sì. Pinella. Ti stanno chiamando? Pinella, sei desiderata in cassa. Sì. Ci sai dire esattamente l'anno in cui è nata tua nonna? Conto con Giordano, ascolta. Lei è morta nel 72, quindi aveva 95 anni. Ok, grazie. 77. 1877. Quindi questo gippone lo possiamo tranquillamente collocare alla fine dell'800. Qual è la foto, scusate? La terza, quella a destra. Quelli che abbiamo ritrovato appunto sono sia in velluto di seta, quindi avevano sia il ricamo che le trine e le passamanerie, li abbiamo ritrovati in seta magari con 2 bottoni, questo si vede che comunque dovrebbe avere 6 bottoni, quindi anche lì c'era sicuramente una moda che è stata poi adottata da più ceti sociali. Altra peculiarità che ritroviamo sempre in questa foto è una foto di grande ispirazione, Pinella, quindi dobbiamo ringraziare tua nonna per averci lasciato tutte queste cose, è la tipologia di grembiule. Abbiamo ritrovato tantissime foto di questi grembiuli che contenevano comunque il tulle, erano sostenuti dal tulle e poi veniva fatto un lavoro di ricamo, un po' come il grembiule che ci ha portato oggi Manuela. Altra tipologia di grembiuli che ritroviamo è quella che ha la signora qua a destra, che è sempre fatta della stessa tipologia di grembiule che abbiamo visto prima, e anche qua ritroviamo il gippone ricamato, sempre della stessa signora. Qua. Questa dovrebbe essere la famiglia Balia. Dovrei controllare partito. E ritroviamo lo stesso grembiule anche in questa fotografia di queste 2 ragazzine. Vediamo anche che veniva utilizzato tantissimo il grembiule ricamato e si pensa che arrivasse, cioè non pensiamo che ognuno si ricamasse questo grembiule, ma che arrivassero delle pezze pronte
perché sono stati trovati degli esemplari in tutta la Sardegna. Abbiamo trovato grembiuli identici a quelli a uno di Sant'Antioco, ritrovato a Macomer, se non sbaglio, in quella zona lì. Quindi chiaramente era improbabile che una persona del nord andasse a copiare una signora di Sant'Antioco. Quindi questo ci fa pensare appunto che lì vendessero a metraggio. Sì. Così come anche il grembiule in cotone che vediamo in questa foto qua. Appunto non pensiamo che sia un abito giornaliero, perché le ragazze in foto sono comunque abbastanza eleganti, hanno i gioielli, hanno la cuffia, hanno una berresera, quindi ci fa pensare che anche i grembiuli effettivamente in cotone venissero usati per gli abiti festivi. Un'altra tipologia di grembiule che troviamo è questa, un tessuto denominato in lanesera, quindi non interamente in seta, infatti il nome sta a dire lana e seta, quindi era un tessuto abbastanza opaco, non lucido come lo abbiamo... Ah sì, è vero, il gippone che ha portato Emanuele, il manichino col fazzoletto grande, ha appunto un gippone in lanesera. Adesso è stato riprodotto interamente in seta, però è abbastanza fedele, è uguale a quello, al tessuto antico. Diciamo che questa foto racchiude tutte le varianti che abbiamo visto prima. Vediamo quindi il vestito da marinaretto del bambino, vediamo la ragazzina in cuffia, vediamo la signora che ha varie tipologie di gioielli e vediamo anche questo grembiule che non troviamo molto spesso. Dovrebbe essere in cotone a macchie, ci sia macchie a fantasia. Ok, contrariamente all'abito femminile, l'abito maschile non subisce praticamente alcuna evoluzione ed è pressoché identico sia per i ceti sociali bassi che per i ceti sociali un po' più alti. Da cosa è costituito l'abito maschile? Ha la camicia in tela bianca, su cossu, che poteva avere da un minimo di 4 monete o bottoni in filigrana o larus, che sono dei bottoni praticamente di lamina intagliata, quindi da un minimo di 4 a un massimo di 16 per fila, quindi possiamo trovare 16 in una fila e poi lo stesso numero di bottoni anche dall'altra parte, quindi risultano 30 bottoni circa. Una giacca, un giacchino in orbacea nero. Ho dimenticato di dire che su cossu tendenzialmente è nero, anche se ci sono ricordi di alcune persone di uno cossu in panno blu notte. Sì, esatto. I pantaloni erano esclusivamente in orbacee, a meno che appunto si parlasse di famiglie molto ricche che potessero utilizzare un panno abbastanza pregiato, le chette sempre in orbacee e la berritta sì, di panno, perché comunque non essendo un nostro copricapo solitamente veniva importata da fuori, quindi veniva importata già tubolare e già pronta per essere indossata. Troviamo qua nella foto di sinistra, sì, un piccolo accessorio nell'uomo, ha la catenina e ha questo piccolo accessorio. Ci fa pensare che potesse essere tipo un coltellino o comunque una piccola limetta o qualcosa del genere. Come accessori poi ovviamente i bottoni al collo, non sempre in oro ma potevano essere anche in argento o in ferro o comunque in leghe differenti. Troviamo una foto in cui al collo pare avere 2 monete, così come quelle del corpetto. Mentre i polsini non sono quasi mai chiusi da bottoni ma da bottoncini in filo. Quindi anziché essere chiusi a portafogli sono chiusi come le camicie classiche.
Altre versioni di abito maschile possono essere quella da lutto oppure le versioni comunque invernali. Chiaramente qua vediamo nella foto di gruppo degli uomini due tipologie di fazzoletti. Il primo pare abbia un fazzoletto non nero, perlomeno sembra stampato in fantasia, mentre l'altro a fianco pare avere un fazzoletto nero, e questo potrebbe indicarci che l'uomo sia un vedovo. Nella foto a fianco lo stesso, troviamo anche la presenza della mastrucca, quindi del sapestevedi, utilizzata sia per ripararsi dal freddo chiaramente, ma troviamo anche in una versione leggermente più elegante, quindi più corta e utilizzata al contrario, e non aveva comunque per forza scopi, come possiamo definirli? Sì, quindi un vezzo, anche quella, è considerata così. Un'ultima cosa che possiamo dire dell'uomo è comunque su Serenicu. Non ho portato una foto di uomo a Serenicu perché purtroppo le foto che sono state trovate qui a Sant'Antioco sono solo quelle di Italo Diana e di Josto Biggio, e sappiamo con certezza che non erano persone che usavano il costume abitualmente. Seppur comunque utilizzassero il costume nel modo corretto, non erano persone che lo portavano quel costume. Troviamo un'ultima foto qua di Thomas Ashby, sempre del 1906. Notiamo qua che quasi tutti gli uomini sono con sapestevedi, indossano sapestevedi. In fondo notiamo anche un cappello. L'uomo non è comunque vestito in costume, ma porta comunque un cappello. Sì, però sono due tipologie di capelli diversi. Una falda. E anche per quanto riguarda il cappello siamo un po' comunque ancora in fase di elaborazione, perché abbiamo trovato una foto fatta appositamente perché c'era il fotografo, in cui c'era un uomo che indossa un cappello con l'abito tradizionale, però chiaramente non sappiamo se effettivamente venisse utilizzato e sia stato integrato nel costume. Ciò non toglie che anche questi abiti che indossano qua, quindi il signore che è vestito con abiti borghesi, con abiti civili, possiamo comunque identificarlo come abbigliamento tradizionale, perché comunque tutto ciò che è stato utilizzato in passato viene accettato dalla comunità e viene quindi integrato nell'abbigliamento quotidiano e festivo. Il mio intervento termina qua, quindi spero di avervi spiegato molto a grandi linee, perché se dovessimo spiegare tutte le fogge potremmo vivere tutti insieme per un mese, quindi dovremmo affittare una casa, quindi abbiamo sintetizzato il più possibile. Grazie ancora per averci ascoltato.